È vero, sono state anche le occasioni giuste per poter fare un risultato diverso. Forse non ci è riusciti ad avere la stessa intensità, lo stesso ritmo che riusciamo ad avere in casa, però un secondo tempo, quando abbiamo alzato un po' la squadra, mi ha creato molte difficoltà. Eravamo peccato per i 2 gol, dove eravamo anche posizionati bene e hanno compromesso un po' la partita, però rimane la sensazione che è una squadra che continua a crescere e che può far bene. Sì, la mister. Con la sconfitta di stasera avete rotto un equilibrio che era in egual modo, no? Vale proprio per la trasferta e per il cammino in casa, un pareggio, una vittoria e una sconfitta. Allora io le chiedo come ha visto la Roma di questa sera e se è una Roma che divina in base a quello che magari si aspettava, soprattutto perché vedeva nel secondo tempo. No, ma la Roma indubbiamente è una grande squadra, cioè, non lo devo dire io, basta vedere l'organico. È una squadra che l'anno scorso è stata capace di fare un campionato straordinario, che praticamente è rimasta la stessa e ha aggiunto anche qualche cosa. Questo c'è ancora più. Da una parte la sensazione che se riusciamo a essere Genova, a creare delle difficoltà e giocarci delle partite anche alla pari come abbiamo fatto questa sera, dall'altra si rimane rammarico di non aver fatto il risultato questa sera. Abbiamo vista più volte agitarsi, no? Sul suo limite della partita, il suo territorio, ecco. Possiamo sapere perché avevo la sensazione che potessimo fare qualcosa di importante. Probabilmente ci manca la condizione, la sosta. Alcuni giocatori, soprattutto quelli che sono stati via con le nazionali, non erano gli stessi di 2 settimane fa, probabilmente anche le partite che hanno giocato, sicuramente c'era un po' più di fatica, un po' più di lentezza. Noi già non siamo, sotto quell'aspetto non siamo una squadra rapidissima, però abbiamo altri valori importanti che riusciamo a mettere in campo. Secondo tempo abbiamo alzato un po', abbiamo avuto un po' più coraggio, perché anche il primo tempo abbiamo fatto una gara a tratti, per lunghi tratti, però secondo tempo con maggiore condizione, e questo insomma si è notato. Sì, buonasera mister, volevo sapere se era pentito delle scelte iniziali, perché ci sono stati dei cambiamenti rispetto alle indicazioni della vigilia, no? Visto che il Genoa del secondo tempo è sembrato migliore. No, ma a me è dispiaciuto molto che è uscito Palacio. Il Palacio è il nostro giocatore in questo momento più in condizione, più in forma, ha dovuto uscire per un affaticamento muscolare, quindi avessimo avuto Palacio in secondo tempo sarebbe stato ancora più importante, più decisivo, visto che la squadra è riuscita ad alzare molto il baricentro, a giocare anche a lunghi tratti nel corso dell'area di rigore della Roma. Credo che col suo spunto, soprattutto dalla parte destra, potesse essere determinante, quindi credo che le scelte siano state. Mi dispiace se si è fatto male. Molto più importante, però avete cambiato molto rispetto allo scorso stagione, quindi il processo di costruzione spento. Si sente, sì. Sto dicendo, avete fatto un cambiamento importante, però avete cambiato molto, quindi volevo sapere se il processo di costruzione di una squadra è ancora lontano a venire o pensa che a breve il Genoa potrà ritrovare quei meccanismi che l'anno scorso sono noi quest'anno non ci siamo portati dietro neanche i falli laterali, neanche i calci d'angoli, quindi dobbiamo proprio rifare tutto da capo. Però a me sembra che il Genoa sia una squadra. Il Genoa ha fatto delle prestazioni col Bari, con la Fiorentina, soprattutto in casa, ma se permettete anche questa sera, rispetto all'anno scorso, rispetto agli anni dietro, di uno spessore nettamente superiore. Se volete anche a Milano, dove ha perso 1-0, ma ha giocato il primo tempo simile a quello al secondo tempo di questa sera. Purtroppo nel Genoa c'è questo messaggio, no? Che passa una squadra in costruzione, per una squadra bella costruita e che fa delle ottime prestazioni. Tra un mese spero di ripetere queste prestazioni, perché intorno al Genoa si aspettano degli sfracelli,
si aspettano che cosa deve fare, lottare per la Champions, per il campionato, per lo scudetto. Il Genoa ha lottato alla pari con Milan e con Roma in trasferta, poi non è stata premiata dai risultati, però credo che per me sia una squadra bella costruita. Poi con l'andare del tempo può solamente migliorare, perché certi più che meccanismi che mi sembrano già belli, evidenti, può prendere condizione, può crearsi gruppo, noi abbiamo tanti stranieri di nazionalità diverse, può avere una comunicazione migliore, può avere una stessa mentalità, e questo ci può portare poi a avere anche più convinzione. Cioè, non è facile per degli stranieri arrivare in Italia e calarsi nel nostro campionato, è più difficile. Ma io sono fortemente molto soddisfatto di questa squadra e spero che lo siano anche gli altri. Io lo facevo bene da me, va molto bene.